Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola pillola del vostro marito veneziano. Oggi parleremo delle protezioni, perché proteggersi. Ma prima di fare questo, il vostro marito veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegada, al canale YouTube del vostro marito veneziano. Vi ricordo che oggi è mercoledì e quindi questa sera il Degada Marito Veneziano nel canale Marito Veneziano avrete le sigle interattive con me e il Degada. Io vi ricordo che qui sotto ci sono i link per poter accedere al gruppo di Facebook Radionica, Radiestesia, Tarologia e Dermetismo. Siamo più di 1440 e se ti iscrivi è gratuito. Vi ricordo anche che abbiamo il sito del capitano.intervista, dove è ormai un punto di riferimento per la radiestesia radionica italiana. Ogni giorno scaricano centinaia di circuiti e anche ebook. Sono gratuiti, ce ne sono 20, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro marito veneziano ha regalato un'unità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti. C'è una sezione shop dove si possono comprare, ad esempio, questo amuleto talismano a 150 euro, 10 euro di spedizione. Bene, ho detto tutto, possiamo iniziare un po' a parlare di perché bisogna proteggersi. Allora, noi che siamo nati, almeno io nel baby boom, no, non abbiamo mai visto la prima e la seconda guerra mondiale in questa vita, no? Magari nelle altre incarnazioni le abbiamo viste e sicuramente ci rendevamo conto che la situazione era veramente difficile. Ma parliamo un po' di 200-300 anni fa. 200-300 anni fa la vita media delle persone era sui 25-30 anni, a dipendenza delle regioni. C'era una regione magari che aveva più vitamine, più carne, e vedeva che arrivavano a 25-30 e c'erano delle regioni in cui una vita media era sui 20-22, arrivavano ciechi, senza denti, arrivavano a quell'età denutriti, la gente moriva per strada e quant'altro. Nelle città c'erano delle vie complete di gente che continuava a morire di fame, di malattie, pestilenze, le fognature non esistevano. Insomma, la vita, come ce la fanno vedere nei film, non era esattamente come quella reale, no? Voi dovete pensare che una persona che viveva in campagna generalmente nella propria vita 200-300 anni fa vedeva massimo 200 persone, non c'erano strade, i boschi erano pieni di briganti, sto parlando per l'Italia chiaramente. Magari al nord gli inglesi avevano creato dei canali, le vie di comunicazione erano più semplici, ma diciamo che noi come nazione, come popolo marittimo, privilegiavamo il mare, infatti nel 1000-1100 era fiorente la flotta di Venezia. Però chi viveva nell'entroterra vedeva al massimo nella propria vita 200 persone, di cui un tre quarti, ovviamente non tutti parenti, no? È chiaro che l'evoluzione anche spirituale era difficile anche perché non c'era mezzi di comunicazione, conoscenza, il 90% delle persone viveva e si spaccava la schiena nei campi, denutrita, mal pagata, chiaramente non c'era pensione e diciamo che era una situazione veramente difficile per molti, moltissimi, no? E quindi la vita corta, le persone avevano un quoziente di intelligenza e conoscenze molto basse, no? E non si pensava certamente alle protezioni energetiche. Oggigiorno invece dal 1960 con il baby boom e anche con il piano Marshall degli americani che hanno voluto spingere la nostra patria e l'Occidente a baluardo della nazione dell'Est, abbiamo avuto un benessere immenso, oggigiorno abbiamo internet e abbiamo tantissime conoscenze, buone e meno buone, no? Sono arrivati i vaccini, hanno prolungato la vita, il cibo, insomma, tutte quelle cose che ci fanno pensare che sia sempre esistito questo benessere. In realtà non era così. Fino al 1960 l'80% popolazione, 1950 facciamo così, l'80% popolazione viveva nei campi e quando c'è stata appunto la Fiat che verso Torino, verso il nord ha cominciato a costruire le fabbriche, sono state praticamente deportate centinaia di migliaia di persone dal sud Italia verso il nord. E le persone, le donne, avevano vergogna di dire che sapevano fare la pasta fatta in casa perché dovevano andare a comprare al supermercato. Oggigiorno viviamo nelle donne bimbi, che senza bimbi non sanno fare niente. Viviamo in quell'era in cui i ragazzi non vanno più fuori in giardino o in cortile a giocare con gli altri, stanno attaccati a PS4. Questo è quanto, no?
Però per quelle persone che vanno ancora a lavorare fuori, per quelle persone che hanno contatto col sociale, chiaramente ci vogliono le protezioni perché il flusso di energie, questi mezzi di comunicazione, treni, moto, auto, aerei, spostano vagonate di energia tutti i santi secondi, no? E quindi è chiaro che se 300 anni fa vedevamo massimo 200 persone tutta la vita, poi i dialetti limitavano molto le comunicazioni, i linguaggi, adesso noi abbiamo cominciato a capire cos'è l'italiano da quando Mike Buongiorno ha cominciato a fare rischi e tutto, ma prima la gente per una regione e l'altra c'erano dei limiti importanti, quindi tutti stavano nel loro. Oggigiorno invece non è così. Oggigiorno noi andiamo al supermercato, tocchiamo un carrello e magari l'ha toccato un mago o un impestato a livello esoterico di un'altra nazione. E quindi c'è questa promiscuità di energie che chiaramente dipende dal caso, ma se uno è protetto, certamente non influisce in modo positivo. E allora bisogna attivare tutti i circuiti radionici, fare le varie operazioni, o magari riti propiziatori per chi vuole tenere la stalla a posto, no? La famiglia, parlo sempre di stalla in modo metaforico, però la famiglia deve essere protetta, anche perché vi ho spiegato che ci sono donne che vengono da altre nazioni che la magia la conoscono bene, e per acchiappare la persona che materialmente è forte, usano qualsiasi mezzo e anche la magia e l'esoterismo. Bene, penso di aver detto tutto. Vi consiglio di andare nel sito capitano.artervista.org a scaricare tutti i circuiti di protezione e vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima, ciao.